Va ora in onda la rassegna stampa. Cioè basta che tu parli, tu dici e la gente ascolta, la gente e ti vuole bene, la gente risponde dicendo noi ci siamo. Fatemi cominciare la trasmissione, buongiorno delle 7:30, buon mattino da Sammy Varina, ringraziando i tanti amici che si stanno facendo avanti a Radio Libertà, dandoci una prova d'amore. Oddio, di questi tempi, ragazzi, con il consenso che bisogna dare ogni minuto. No, ma questo è amore vero, è affetto, è un qualcosa che trascende anche la politica, eccetera. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando Radio Libertà attraverso il conto corrente postale 37671294 con un versamento di 5 euro. Che sciocchezza è mai questa? Bastano 5 euro per darci un segnale da parte vostra che apprezzate le nostre trasmissioni attraverso il sito internet. Facciamolo vedere, eccolo qua, radiolibertà.net. Su questo sito, praticamente in alto a sinistra, c'è una tendina, l'aprite, dona ora. Voilà, dona ora vuol dire che con la carta di credito potete donare la cifra che volete, anche qua 5 euro se non volete spendere troppo, ma se sono 50 o 500 vi saremmo sempre devoti per tutta la vita per aiutare la nostra redazione, per farci gli auguri di Natale, ma soprattutto per potenziare la nostra radio, che come sapete negli scorsi mesi ha dovuto rinunciare alla frequenza televisiva per ovvie motivazioni economiche. Grazie anche a chi ci paga in natura, signori. Questa è la cosa più bella, ragazzi. Grazie a chi ha fatto avere spumante, a chi ha fatto avere panettoni. Ringraziano Simone 1, Simone 2, ma anche tutti gli altri registi tecnici e noi della redazione. Noi vi conosciamo già abbastanza perché è da qualche annetto che facciamo radio, ma c'è stato un cambio generazionale dal punto di vista dei tecnici e questi ancora non conoscevano la potenza di questa radio. Cioè gente che magari è abituata a lavorare in radio serie, e nelle radioserie queste cose non succedono, capito? Non è che ti arriva l'ascoltatore col salame con in mano il panettone, sì, arriva ma non lo fanno entrare, capito? Roba che qui succede, per fortuna, e sono contento, visto che io sono della vecchia guardia, ho cominciato a fare radio che ero bambino alla fine degli anni 70, quando le radio erano davvero sempre aperte e facevano parlare la gente e diventavano il megafono del quartiere, del paese, della città. Adesso si fanno soltanto i fighi e tutti vogliono dire le stesse identiche cose, così perché è di moda. Il buon mattino da Sammy Varino, sì, va bene, comincio la rassegna stampa faticosa, ma in questi giorni è bello. È bello fare la rassegna perché si parla di Lega, perché la Lega fa cose, ma soprattutto ottiene consenso quando fa cose. Ci stiamo accorgendo di questa cosa, appunto. Cioè, se dimostri di essere attivo per la gente, e non sempre è facile, la Lega lo è sempre stata, anche nella Lega, ragazzi, io ci sono da qualche annettino ormai. La Lega è sempre attiva su questo fronte, ma non sempre la notizia passa quando si riesce. Troppo spesso non si riesce neanche perché la squadra non funziona, la squadra del centrodestra, o perché qualcuno si vuole imporre sugli altri e quindi frena, le frenate di Forza Italia, eccetera. Così non è stato per il Veneto. Certo, ci sono ancora echi molto carini sui quotidiani e voglio proprio partire quest'oggi, ad esempio, sul Gazzettino, quotidiani del Veneto, perché il Gazzettino è l'unico che dice una cosa che gli altri non dicono e non so quale possa essere il significato, ma giustamente, siccome faccio il giornalista, ve la racconto. Il Gazzettino: Veneto, ipotesi doppia Lega.
che ci verrebbe subito in mente CDU, CSU, eccetera. No, pare che non c'entri, però in Consiglio regionale il Carroccio potrebbe, sai, visto la Lega ha vinto la stragrande, abbiamo doppiato Fratelli d'Italia, Forza Italia non pervenuta, eccetera. In Veneto il Consiglio regionale della Lega potrebbe scindersi in due gruppi, i vecchi e i giovani. Per Zaia la presidenza al posto di Ciambetti, giunta il risico dei nomi per le 10 persone. C'è il Toto Giunta, scrive questa mattina il Gazzettino, ma c'è anche il Toto Consiglio, ossia il Consiglio regionale del Veneto, chi prenderà il posto di Roberto Ciambetti e presiederà per i prossimi 5 anni l'Assemblea legislativa, chi farà il capogruppo della Lega e chi di Fratelli d'Italia e di PD. Intanto sta maturando l'idea di scindere il gruppo del Carroccio in due, mentre lo scranno più alto di Palazzo è già pronto per l'ex governatore Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale. C'è dunque l'ipotesi di formare un gruppo della Lega e un altro chiamato Stefani presidente, in quest'ultimo consiglieri più giovani e new entry, nell'altro i vecchi. Così vi ho detto una cosa che non sapevate. Restando sui quotidiani del Veneto, l'Arena di Verona, voto partita su Verona, la sfida 2027 sul sindaco scuote il centrodestra. Il Giornale di Vicenza, giunta Stefani in cantiere, tra i 5 assessori di Fratelli d'Italia Rucco, Bond e Mantovan. Corriere del Veneto, Zaia a Venezia, ora i fratelli aprono gli scenari post voto, dibattito acceso sul futuro sindaco del capoluogo, mentre in Fratelli d'Italia sale la tensione per il risultato deludente. Speranzon, se c'è qualcuno di più forte lo sosterrò, Donazzan figura di alto profilo. Intanto naturalmente le condoglianze a Stefani, abbiamo appena finito di festeggiarlo, Stefani è in lutto, la nonna se n'è andata, avrei voluto vivere questo con te, e il momento appunto della sua vittoria, è diventato presidente della regione Veneto, ma la nonna non c'è più. Ci tuffiamo sui quotidiani cosiddetti giornaloni, partendo da un WhatsApp che mi è arrivato di buon mattino. Non ho ricordato il numero, certo, anche perché ogni giorno ci sono nuovi ascoltatori che arrivano anche dalla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Un saluto da Sammy Varin, e voilà, siamo in migliaia. Chi ci ascolta dal sito radiolibertà.net può vedere anche le prime pagine dei quotidiani che vi mostro. Chi ci ascolta dalla app scaricata sul cellulare e quindi in qualunque momento dappertutto ci potete sentire. Chi ci sente dall'auto, certo, attraverso la radio DAB. Schiacciate DAB, cercate in ordine alfabetico Radio Libertà. Siamo in tutta Italia. Mi è arrivato un messaggino al 340 6709 659 che giustamente riprende uno dei conflitti ideologici di questi giorni, ideologici anche all'interno del centrodestra, perché giustamente stiamo portando avanti, in occasione proprio della giornata contro la violenza alle donne, stiamo portando avanti dal punto di vista parlamentare interessanti, potenti iniziative, ma è successo qualcosa. Ne parleremo, questa mattina alle 8:45 arriva l'onorevole Ingrid Bisa e parleremo del femminicidio, che è diventato un reato autonomo, ma anche del DDL consenso libero e attuale. Allora, chiaro che chi sente Radio Libertà non è che ci può sempre stare appiccicato, lo so, ci siete anche voi che non mi mollate un attimo, mi portate anche al cesso, bravi! Ci sono quelli che magari ci seguono solo per mezz'ora, un'ora, poi hanno anche altro da fare. Il nostro amico Marco scrive: si nota la palese contraddizione dove tu, Sammy,
cerchi di avvallare con la deputata ignara del diritto e della Costituzione. Senti, la Matone non so quanto sia ignara, perché lei insomma ci vive da una vita nella magistratura, la nuova legge della scopata sotto la ghigliottina. Stiamo parlando, l'avete capito, del DDL consenso libero e attuale. Dopo che mi avete fatto queste polemiche ancora venerdì scorso, cioè l'abbiamo fatta scoppiare noi la bombetta, la Lega che ha tirato il freno a mano, giustamente gli è arrivata la notizia ai piani di sopra di cosa avete detto in radio, e adesso si dice sì, certo, la facciamo, ma ci pensiamo un attimo. Questo ascoltatore mi ha sentito venerdì che intervistavo la deputata della Lega Matone e che cercava di spiegare la bontà di questa legge, e allora ha detto ecco, e allora sì, ecco questa nuova legge della scopata sotto la ghigliottina. Si è perso però tutto il resto, nel senso che da quel giorno per giorni siamo andati avanti a dire che effettivamente era una legge che girava completamente la frittata contro noi uomini, e fa capire il Marco che invece, ad esempio, con Cainarca e con Cambi, tre assoluti che fanno capire l'idiozia di certe norme. È vero, caro ascoltatore, come dico sempre, la verità sta nel mezzo, ma il giornalista deve esaminare ogni cosa da questa e dall'altra parte. E oggi proseguiamo esaminando ancora il pro e il contro di questa legge che, se dovesse passare anche il Senato, vorrebbe dire che veramente, se conosciamo una ragazza, non basta più l'ammiccamento, la carezza, uno sguardo dolce e romantico per capire che veramente si vuole fare qualcosa di più di una chiacchierata. No, a quel punto veramente non scherziamo, ci manca soltanto, la Boldrini lo vorrebbe, che si scriva il consenso scritto prima di fare qualunque cosa insieme, sen kun sha, come si dice. E allora fatemi cominciare oggi dal quotidiano La Verità, che giustamente dice ma non è che ci sono cose più importanti a cui pensare, perché nel frattempo gli immigrati stuprano le bambine. Signori, è il titolo principale del quotidiano La Verità. Al Senato un testo sbagliato che inverte l'onere della prova. Come vi dicevo, si è girata la frittata. Allora, prima si tempestava la donna al processo di domande tipo quanti secondi ci hai messo a dire che non volevi farlo, perché non l'hai detto, e se non l'hai detto allora vuol dire che ti piaceva. Adesso è l'opposto, siamo noi uomini che dobbiamo provare che a lei piaceva. Lo so, non sono cose belle di cui parlarne, anche perché è l'unica cosa che ci è rimasta, l'amore, quei momenti in cui è un'intesa, a volte anche mentale, è la più potente quella mentale, e poi c'è quella fisica dirompente. E chi ti ferma più in quei casi? Chi ti ferma più? È chiaro che deve funzionare davvero questo consenso, ci deve essere, ma un consenso che ti viene spontaneo. Forse sono cambiati i tempi, adesso non c'è più questo consenso spontaneo, questi ammiccamenti, questi sguardi e questo dai, cioè dai facciamolo, stavo dicendo, ma si ha paura anche dire una roba del genere. Fatto sta, signori, La Verità apre proprio sull'argomento che voi volete, e io ringrazio da Marco a tutti quelli che mi stanno scrivendo al 340-6709-659, perché si sparge la voce che questa è una rassegna stampa come nessuno la fa, una rassegna stampa con le vostre telefonate in diretta, con i vostri messaggi, che addirittura oggi, Dio mio, cosa ho deciso di fare, ma mi sono girate le scatole da mesi se non da anni, mi tempestate di fotografie la mattina facendomi vedere il cielo. Le scie chimiche, signori, sì, ho deciso, ieri sera mi sono girate le balle, ho detto domani parlo di scie chimiche, perché ne ha parlato il Corriere. Perché ne ha parlato il Corriere? Finora mi ero astenuto, non è che non ne abbiamo mai parlato, ne parliamo, però in rassegna stampa, se non c'è niente sui quotidiani che mi invento, sì, vado su Internet, chissà dove. Ieri, piccolo, ma il Corriere ne ha parlato, il Corriere della Sera. Questa mattina chiamiamo alle 9, sempre che ci risponda perché è un tipo particolare, Roberto Nuzzo. Già
Già. Maresciallo in congedo dell'aeronautica militare, uno dei cosiddetti gomblottisti, e a me non me ne frega niente, ragazzi, lo sapete che se faccio radio in questa radio vuol dire che mi piace dire cose che gli altri non dicono, e qui lo possiamo ancora fare, capito? Siamo gli unici che lo possono fare senza chiedere il permesso a nessuno, perché qualcuno si fida di noi, qualcuno lassù, non so chi precisamente, ancora questo, si fidano di noi. Bene, alle 9, se lo troviamo, parleremo di scie chimiche, o meglio, di geoingegio, capito? Geoingeggia, quella cosa lì, aiutatemi, come si dice? Geoingegneria, è giusto? Geoingegneria, boh, mi dico, parleremo di geoingegneria, che sono diverse le cose. Geoingegneria e scie chimiche non è la stessa cosa, vuole farci capire il Corriere. Chiederemo a Roberto Nuzzo se è vero che non è vero, se è vero o non è vero, che cavolo è sta cosa, ma cosa sono ste scie che ci sono sempre state, qualcuno dice, fin dagli anni 40. Dici che mi censureranno del tutto sui social? Spegni tutto subito, alle 9. Torniamo sulla verità. Gli stranieri stuprano bambine, la politica litiga sul consenso, capite sta cosa? Cioè che a loro, agli stranieri non gliene fotte niente, questi arrivano in Italia in perenne emergenza sessuale, cioè ce l'hanno duro tutto il giorno, dalla mattina alla sera, e non politicamente, signori, e noi facciamo la leggina del consenso, per capire se in ogni momento è libero e attuale il consenso. Non gliene fotte un cazzo a questi neri del consenso, capite? Forse bisogna fare delle leggi più cattive, nel senso che devono andare fuori dalle palle se fanno una cosa del genere. Come dici, papà? C'è mio papà che dice non devi gridare, va in saturazione, vedi? È da chi ho imparato a fare radio. Va bene. Mi fa anche il tecnico audio adesso, calmo. Mi fai una camomilla, per favore? Una camomilla al caffè, ci mette anche un po' di caffè dentro. Allora, diceviamo, cosa c'è? E che faccio? Oltre a fare il pronto soccorso, mo faccio anche il cameriere. Sì, cameriere con 2M, no? Sì, perché Simone 1 si è tagliato un dito, e quindi adesso stiamo cercandolo, ma lo troviamo, penso, da qualche parte. A Brescia la PM chiede le attenuanti per un bengalese richiedente asilo. Il bengalese richiedente asilo, già quello ti rompe un pochettino. Beh, io vi conosco uno a uno, gli ascoltatori vi conosco perfettamente. Sono Mago Varin, so cosa volete che io sfrugo un bengalese richiedente asilo che ha messo incinta una ragazzina di 10 anni. Che cosa gli fareste a questo bengalese richiedente asilo che ha messo incinta una ragazzina di 10 anni? Niente. Ma fuori dai coglioni! Sì, oggi sono volgare, non mi dispiace, so che sono i bambini, li state portando a scuola, dite quello lì è cattivo, con una T sola, mi raccomando, è cattivo, dice brutte cose. A Pisa è stato preso un immigrato per la violenza su una bimba di 6 anni. Che cosa gli facciamo a questo immigrato che ha violentato una bambina di 6 anni? Niente, ma fuori dai coglioni! Queste sono le vere emergenze, non l'onere della prova. Ecco, questo è l'urlo del quotidiano La Verità. Allora spegnete la radio, uscite e andate a comprare La Verità. €1,50, barboni se non lo comprate. La legge bipartisan sui rapporti sessuali slitta a febbraio, ma andrebbe cassata. Già, lo scrive Patrizia Floderreiter, che adesso vi leggo. Siamo sempre sul quotidiano, certo, Maurizio Belpietro, l'analisi del voto, i numeri gelano l'euforia,
Tuttavia la Schlein ha problemi, dubbi, incertezze, problemi sì, però intanto vuole salire sul palco con la Meloni ad Atreio. Ha preso coraggio? No, ha paura che la facciano fuori, è l'ultima occasione per la Schlein. Prelevare minori è estremo, Nordio è perplesso sui giudici. La storia dei bimbi nel bosco, ragazzi, ne stiamo parlando ormai da settimane, adesso se n'è andato pure l'avvocato perché pare che questi siano un pochettino intransigenti. L'avvocato lascia, resta al punto, nel bosco i figli non erano a rischio. Ne sta parlando in questi giorni sulla Verità, ma non soltanto, anche qua su questa radio, Francesco Borgonovo, che, bada ben, è ritornato con una sua trasmissione. Ullala! No, non si chiama Ullala, si chiama La Cittadella, ok? Ogni martedì e ogni giovedì. Ieri ho detto venerdì, no, giovedì. Che giovedì è anche oggi, è giusto. Martedì e giovedì alle ore 13, ne sta parlando potentemente e queste cosette le stiamo mettendo anche su Instagram. Se cercate Radio Libertà su Instagram, se cercate Sammy Varin su Instagram, le stiamo condividendo perché stanno facendo arrabbiare molta gente queste cose sulla casa in mezzo al bosco. Sì, lo ammetto, stiamo frugugliando, sfrugugliando. Addirittura oggi Libero porta le foto di tutta la casa. Ecco, potete vedere il cesso lontano 20 metri, la cucina economica, tutte le foto addirittura. Siamo malati chiaramente noi italiani, però vogliamo sapere in questo caso chi ha sbagliato, dove sta la verità, e ve l'ho già detto, non capite un cazzo se non lo capite da me, sta nel mezzo. Ci sono state esagerazioni anche nella condotta dei genitori, sono un pochettino troppo bacchettoni, capito? Non nel senso cattolico, i nostri amici di Informazione Cattolica li amiamo, nel senso che su alcune cose il sondino che è di plastica e allora non voglio che entri nel corpo di mio figlio, sì, ho capito, la plastica pericolosa, tutte le cose che mangiamo e che beviamo che contiene, ma quel sondino sarà stato approvato ufficiale, sarà stato cinese, sì, ma approvato. Vedi che Gesù mi punisce, dopo non riesco più a parlare, capisci? Stai calmo, mi porti un'altra camomilla, grazie. Ok. Il metodo di Repubblica per sapere le fonti dei colleghi. Soffiata di Foschini all'ex capo della Guardia di Finanza, controllate Laudati, ok? Se vi interessano anche questi metodi. Altri soldi per Kiev, signori, siamo ancora sul quotidiano La Verità, che oggi la racconta giusta su tutto. Finiranno in water d'oro, Nessuna intesa sugli asset di Mosca, Bruxelles pensa a un prestito ponte, ancora debiti. Queste soltanto alcune delle segnalazioni dal quotidiano La Verità, ma siccome io sono tosto, entro subito con voi in polemica su questa storia del consenso e vi leggo cosa scrive Patrizia Floder-Reiter oggi in prima pagina sulla Verità. Sarà tutta una presunzione di innocenza e di colpevolezza. Se passa la nuova norma sul reato di violenza sessuale, rischia di rendere impossibile i rapporti tra uomo e donna. Non mi riferisco alle situazioni più estreme, sebbene sempre più ordinarie, di soprusi, maltrattamenti, convivenze tossiche che degenerano in gesti terribili come lo sfregio, l'uccisione del partner. E su questo, signori e signore soprattutto, ragazzi, ragazze soprattutto, penso che l'abbiate capito. Bisogna soltanto denunciare e dire basta a questa situazione, non sopportarle più. Lo so, tutto questo comporta problemi, problematiche, non è pensabile andare avanti.
Poi ci sono le situazioni diverse, le relazioni che si stanno formando, dicevamo, ci si incontra, incredibile, non solo sul telefonino, anche fisicamente. Certo, lo vedi subito dalla faccia se è un maniaco sessuale, non è detto. Quando lui e lei si scoprono reciprocamente, il sentimento non è ancora profondo, ma l'attrazione sessuale è una delle componenti forti di un rapporto sano. Sì, perché non dobbiamo pensare che tutti gli uomini sono violentatori seriali o maledetti maschilisti, e nemmeno credere che le donne e le ragazze siano ingenue e collegiali, catapultate in un mondo di assatanati. Orrori, devianze, vissuti familiari che condizionano pesantemente un individuo ci sono e sempre sono esistiti. Affrontare può essere spesso difficile, se non impossibile, e il dolore, la violenza subita, ma anche l'ignoranza, la brutalità di un ambiente si riflettono con risultati spaventosi in quello che dovrebbe essere un progetto d'amore o anche solo una relazione tra persone adulte. Pensare che se qualche cosa si incrina nel rapporto tutto possa essere ricondotto per le motivazioni più diverse, pure la vendetta, a un atto sessuale non voluto e che basti la presunzione di colpevolezza a far scattare l'accusa di stupro, decisamente lascia sgomenti. Non è più il momento di fare battute sull'onere della prova, sull'approccio amoroso che dovrebbe essere videoregistrato per mettere al sicuro da possibili accuse di mancato consenso libero e attuale, prima, durante, a quale minuto dopo. Con l'approvazione alla Camera della legge sul consenso, mettiamo nero su bianco che solo sì è sì. E anche la Mannoia, che ha cambiato il testo della canzone, che il sesso senza consenso è stupro. Sono parole di Laura Boldrini, la deputata del PD, che è prima firmataria di questa proposta di legge. L'unica cosa che serve è un sì libero ed esplicito, ha detto la Boldrini. Quale sarebbe l'attualità del consenso? Ne hanno cominciato a parlare anche ieri sera su Rete 4 e non ne sono usciti proprio. Se è sempre revocabile, come si dimostra che è stato ignorato ed è proseguita all'avance, il corteggiamento spinto pur senza arrivare all'esplicita penetrazione, si parla di penetrazione, siamo obbligati a dire questi termini, cioè in ogni minuto quella ti deve dire sì, va bene, vai avanti. Dio mio, ma ritorniamo tutti quanti all'era della pietra, oppure sarà ora di fargli pagare le tasse anche alle prostitute. Basta, mi fermo, me ne vado a casa, dici quasi, no, però ne parla oggi La Verità con un bel articolone che è il caso di leggere. Anche perché, ribadisco e discoriba, siamo stati noi di questa radio, o meglio, noi non abbiamo fatto un cacchio, voi ascoltatori, che appena uscita questa legge approvata bipartisan, avete iniziato a tempestarci di telefonate dicendo ma che cavolo avete fatto? E infatti la Lega si sta fermando dicendo pensiamoci, stiamo facendo arrabbiare tutti quanti, sappiatelo, solo La Verità non ne parla, ma tutto il resto dei giornali ci è risaltato addosso come i bei tempi. Siamo tornati ad avercelo vabbè, stiamo parlando di violenza sessuale, semibarindici, ste cose. Nella stessa pagina, eccola qua la notizia pazzesca: bengalese stupra bambina e la mette incinta. Per il PM merita attenuanti e solo 6 anni perché ha riconosciuto l'errore, perché si è detto disposto a risarcirla. Dove prenda i soldi sto bengalese non lo so. L'episodio è avvenuto in un centro per rifugiati del Bresciano. L'uomo ha confessato, tra rito abbreviato e circostanze a discarico la pena rischia di essere irrisoria. Mi viene da vomitare. Vado avanti, sono sul quotidiano La Verità perché come se non bastasse ce n'è un altro. Straniero violenta bimba di 6 anni, è il padre di un suo amico di scuola, di un amico della bimba. Il protocollo rosa è scattato dopo che la piccola ha denunciato strani comportamenti da parte dell'adulto, ritenuto persona di fiducia dalla famiglia. Sugli indumenti della vittima trovate tracce genetiche dell'indagato. E qualcuno vorrebbe dargli la residenza, la cittadinanza italiana facile, eh?
Il questore di Milano lancia l'allarme: reati predatori commessi all'80% da immigrati. Ma questo è uno sporco leghista. Il questore di Milano lo dice, signori, non sono più percezioni. A Milano i reati predatori vengono commessi all'80% da stranieri, il 20% dei quali sono minori non accompagnati. Già, sono i cosiddetti figli del barcone che insegnano ai nostri figli come si vive in città, rubando, picchiando, violentando. Bruno Megale, questore di Milano, ha relazionato alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie. A Milano abbiamo tra l'altro una concentrazione di minori non accompagnati, circa il 10% di quelli presenti a livello nazionale. E sapete quanti soldi che spendiamo per loro? Mamma mia! Fammi fermare, signori, sono qui, mi arrestano, ci vuole la musica e andiamo a ritrovare un nostro vecchio amico, Raffaele Argentieri Junior, pianista tuttofare, mi viene da dire. No, lui è pittore, pianista, assolutamente autodidatta. Un pezzo scritto per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si è celebrata l'altro giorno, una parte maschile e una femminile, convivono in questa canzone. Il 2 dicembre sarà in concerto al comune di Francavilla, in provincia di Chieti. A voi, echi di aurore. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Un artista, pittore, pianista, autodidatta completamente, ha fatto tutto da solo. Si chiama Raffaele Argentieri Junior. Cercatelo su YouTube, ha un canale molto seguito, ma non è famoso a livello nazionale. È per questo che noi lo seguiamo. Echi di Aurore, perché noi di Radio Libertà facciamo la differenza e la state facendo anche voi con i vostri messaggi al 340 6709 659. Sono orgoglioso di avere ascoltatori come voi. Scorre veloce e piacevole la mattina, si ascolti Radio Libertà e la rassegna stampa di Sammy Varin. È minimo, Pierluigi, grazie. Neanche il consenso scritto vale. È Francesco che ci scrive: se cambia idea anche dopo averlo fatto e ha firmato il giorno prima, ma ripeto, ha cambiato idea anche solo dopo l'atto, quella carta è carta straccia. Vero Francesco? È un casino della miseria. Abbiamo ribaltato completamente la situazione. Invertire l'onere della prova consensuale. Era prova questa e probabilmente la Boldrini voleva dare la colpa soprattutto e soltanto a noi uomini. Prima però era uno stillicidio di domande per la donna che doveva provare quello che era successo. Sammy, il consenso lo vogliamo ripetibile, come le ricette, e valido almeno 2 mesi. Sistemate quella legge o non votatela. Ci pensiamo noi, vai tranquillo Silvio. Se sei carico oggi Sammy, vai! No, non posso andare troppo, perché qua mi censurano. Cioè già abbiamo perso il canale televisivo 250. Se adesso mi fermano, mi bloccano anche su YouTube e Facebook, ragazzi, se ci bloccano Lega Salvini Premier o vengono giù quelli di Bellerio, sai che noi siamo al piano di sotto, vengono giù, mi fanno un culo quadro. Sammy, buongiorno, avanti così contro questa feccia, saluti e tranquillità. Ecco, forse soprattutto la tranquillità. Ciao Sammy, ma secondo te il problema è il consenso informato per evitare lo stupro tra noi occidentali e democratici? Oppure lo stupro quotidiano fatto dagli immigrati clandestini e non? E seconda domanda, come fare per bloccare questa degenerazione? La risposta non è il consenso, ma una sola: remigrazione in blocco. È vero, Dani, e devo dirti che se ne sta parlando sempre di più di remigrazione, anche se non passa questo concetto sui giornaloni, e ci sono delle manifestazioni in arrivo su questo fronte, anche da parte della Lega. Per ora non si dice niente perché sennò ci saltano addosso. Già Salvini, per quello che ha detto e fatto su questa legge del consenso, oggi lo attaccano di brutto. Non ho ancora cominciato con gli attacchi a Salvini e alla Lega, e quindi anche a voi. Tra poco comincio. Sono ancora sul quotidiano La Verità a proposito di schifosi violentatori. A Roma è ancora caccia al quarto aggressore per i fatti di Tor Tre Teste, quel parco dove hanno violentato, posso dire, una coppia di ragazzi, perché lei è stata violentata e lui tenuto fermo, obbligato ad assistere alla violenza. Praticamente psicologicamente è una cosa terribile. Posso capire poi come qualcuno voglia andare in giro a fare il vendicatore. No, lo posso capire, ma non lo giustifico assolutamente. Non pensate che io voglia istigare queste cose. Mi prudono le mani. È come quando parlo di Tosi, che mi viene da grattarmi e mi prudono le mani stamattina. Si cerca un tunisino, signori. Forse vi sta facendo la pizza o forse è riparato all'estero. I 3 fermati hanno precedenti per spaccio. Possibile anche la presenza di un quinto uomo. Sempre attenzione, era così bello imboscarsi nelle radure in macchina, ragazzi, la sera, la notte. Quanti ne ho fatte ai tempi. Vabbè, cos'è mi metto a raccontare le mie imboscate? Lascia stare. Fatto sta, Mirella Molinaro parla che caccia questo quarto uomo, che dovrebbe essere quello proprio del DNA. Già. Giro la pagina di nuovo, signori, non mi soffermo, ma è chiaro che tutti questi articoli sono da leggere. Dovrei andare avanti per 2 giorni a fare una rassegna stampa come la vorrei io, ma sono pazzo a dire queste cose perché poi mi sente il direttore Sallusti e mi dà 2 giorni in diretta. Ecco la frase di Salvini: la legge antistupro
favorisce le vendette. Siamo a pagina 5 della Verità, ma questa cosa gira su tutti i giornali. La Lega mette nel mirino il DDL e fa slittare l'approvazione a febbraio. Il famoso DDL consenso libero e consensuale attuale, quella cosa lì, capito? Cioè che deve essere libero ma anche attuale. Attuale è un termine che non usiamo, ma qui si parla chiaramente di giurisprudenza, cioè, vuol dire in ogni momento, capito? Continuativamente. E come fai durante un rapporto, anche ripeto un semplice ammiccamento, a capire se la stai disturbando? La risposta è: o sei scemo o lo capisci. No, e molte volte non si capisce magari. Se lei non dice niente, se lei non reagisce, vuol dire che è timida, certo. Santa pazienza, io ringrazio di aver vissuto gli anni '80. Grazie, sono contento. La Buongiorno dice è necessario ascoltare esperti. Il timore è che norme troppo vaghe invertano l'onere della prova, hai capito? E ce lo mettiamo in quel posto noi uomini. In effetti, sul punto, il presidente del Tribunale di Milano si è già contraddetto. Paginone quest'oggi sulla Verità, con un riquadro su Matteo Salvini, perché è un motivo altro per cui Salvini e la Lega e tutti voi oggi venite accusati di chissà che cosa sui quotidiani. La Procura della Cassazione sul caso Open Arms. I PM non hanno dimostrato i reati che contestano a Salvini. Per la Procura Generale della Cassazione, il ricorso del PM di Palermo sulla soluzione di Salvini nel caso Open Arms non dimostra la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati. Prendo atto con soddisfazione che la Procura Generale ha sostenuto che non esistono reati, ha commentato l'ex ministro. Ti immagini una roba del genere? In più la vittoria in Veneto, in più questa cosa del consenso libero attuale, ma potete immaginare che cosa si scrive sui giornaloni, ragazzi. Questa rassegna stampa è da condividere. Schiacciate il pulsante condividi su Facebook o su YouTube e lanciatela a parenti, amici attraverso WhatsApp. La famiglia nel bosco, certo, c'è Francesco Borgonovo che ritroveremo in diretta questo pomeriggio alle 13 nella sua nuova trasmissione La Cittadella, che scrive oggi sulla Verità: ma erano davvero in pericolo quei bimbi? È la sola domanda da porsi sul caso dei Trevaillon. La risposta la sanno tutti, anche se non vogliono ammetterlo, e la politica deve intervenire perché i tecnici hanno esondato. La famiglia nel bosco cambia legali, le forti pressioni degli altri rurali. Scrive oggi il quotidiano La Verità. L'avvocato che seguiva i genitori che si sono visti portare via i figli ha rimesso il mandato, hanno rifiutato casa e progetto. I nuclei della zona che seguono uno stile di vita simile spaventati dai possibili controlli. Insomma, l'abbiamo capito, non sono gli unici che fanno questa vita bellissima da un punto di vista, ma dall'altro un po' bacchettona, con determinate manie che hanno fatto scattare un certo campanello d'allarme. E chi non ha manie, dico io. Giriamo di nuovo la pagina, certamente. E allora una bella notizia finalmente, il primo sì alla legge contro le frodi alimentari. Al Senato passa il testo senza voti contrari. Il provvedimento rafforza le indicazioni geografiche e prevede multe in base al ricavo. Anche qui da approfondire. Tutela agroalimentare. Qui ci vogliono fottere facendo dei formaggi che si chiamano parmesan e altre situazioni ancora più gravi e schifezze varie che poi noi andiamo a comprare, certo, perché costano poco. Mogliamo la Verità, sono di fretta perché ragazzi alle 8:45 avremo l'onorevole Ingrid Bisa proprio per parlare del femminicidio diventato reato autonomo e non solo. Alle 9
avremo, quasi ho paura a dirlo, sempre che ci risponda, perché ripeto, non è semplice trovarlo, maresciallo in congedo dell'aeronautica militare, alle 9 vi intervisto Roberto Nuzzo per parlare di geoingegneria, visto che ieri il Corriere, per la verità ogni 3-4 mesi scrive qualcosina, ma passa quasi inosservata, ne ha parlato, chi vuole far piovere a tutti i costi, chi vuole abbassare la temperatura del nostro pianeta utilizzando cosettine che forse non fanno tanto bene, e le scie chimiche esistono o non esistono? Mi sono rotto le palle e ho deciso di saperlo. Esistono oppure no? Potete scrivermi già adesso al 340 6709 659. Consenso, faremo la legge. Questo è il titolo principale del Corriere della Sera. No di Salvini alla proposta sulle violenze, scatena vendette. E scatena vendette anche da parte politica, devo dire, in queste ore. La Schlein, io ad Atreju. Sì, se c'è il faccia a faccia con la Premier, questa è un'altra notizia. La Schlein ad Atreju finalmente ha detto sì. Meloni, agiremo per bene senza fretta, non sulla Schlein ma sul consenso. Cambia la manovra, sale l'IRAP per le banche. Oggi il Corriere intervista l'avvocatessa Bongiorno. Nuove aggravanti e pene diversificate per tutelare le vittime. Solo un po' di tempo in più per scrivere bene la norma. Ma quale vendetta leghista, dice Giulia Bongiorno in merito alla frenata del governo sulla legge su sesso e consenso. Il testo sarà in aula a fine gennaio, tuteliamo le vittime. Di spalla sul Corriere, bufera su Witkoff che suggeriva ai russi il piano di pace. Praticamente in una telefonata gli dava le istruzioni che cosa dire durante i colloqui con Trump. Putin chiami Trump prima che lui veda Zelensky. Sono state rese note le telefonate nelle quali l'inviato della Casa Bianca Witkoff dava consigli al Cremlino sul piano di pace. Centropagina, ieri sera in diretta abbiamo vissuto questi momenti di paura, colpiti 2 soldati vicino alla Casa Bianca e Trump invia altri 500 militari. Non si capisce chi è, cioè chi è stato, sì, un afgano, ma non si capisce perché. Vado avanti, certamente è stata accesa la fiamma olimpica, ragazzi, bellissime immagini, particolarissime, si parte con la fiamma olimpica e arriva pian piano in Italia. Paginone su Matteo Salvini, siamo a pagina 2, la pagina più bella del Corriere, glielo dedica il Corriere e gliela dedica a Matteo Salvini. Il consenso libero dà spazio a vendette. Salvini alza il tiro, l'opposizione attacca. Ricordate, ragazzi, se sta facendo queste cose le sta facendo perché è arrivata la vostra voce, di voi ascoltatori di Radio Libertà. E io mi onoro di lavorare in una radio che fa da collettore. Le proteste diventano proposte, ok? Stavamo facendo una stupidata? Non lo so. C'era un consenso unanime, incredibile, su questa proposta, perché si parla di sessualità sbagliata, di esagerazioni, di violenze e di problemi processuali, quando poi c'è lì la donna e gli fanno 3000 domande ed è difficile spiegare, raccontare queste cose. Bene, abbiamo raccolto le vostre proteste, la Lega ha tirato il freno a mano. Mi sembra evidente che il consenso libero e attuale sia una follia, ha detto ieri sera Matteo Salvini, rafforzando ancora di più i toni del mattino quando è stato ospite alla Zanzara, e ne ha dette anche di peggio. Chiaramente oggi a pagina 2 del Corriere si tratta questo argomento, che tratteremo anche più avanti, perché alle 8:45 parliamo di femminicidio con Ingrid Bisa della Lega. Il riquadro più in basso, a proposito di strategia, c'è Marco Cremonesi che se ne è accorto. Il leghista si sente più forte. E in effetti devo dire, io mi sento molto bene oggi. Non prendo più neanche le pastigliette per il cuore, col cacchio, se non le prendo non mi vedete più. Però il leghista si sente più forte dopo il voto.
Sì, non parlo di tutti voi leghisti, dai, si parla di Matteo Salvini ancora una volta, è il leghista Salvini, ma qui non è scritto, si sente più forte dopo il voto e segna un punto anche su un Open Arms, un bell'articolo che fa capire come dopo il voto in Veneto ci sentiamo più forti noi leghisti e soprattutto in Lombardia, anche quello striscione bello bello che l'altro giorno diceva adesso è il turno della Lombardia e ci vuole un leghista anche in Lombardia, facendo capire che quelli di Fratelli d'Italia li vogliamo molto bene, ma anche di Forza Italia non ce le hanno le persone giuste, ma sono chiacchiere dei giovani della Lega che bisogna redarguirli, questi giovinastri, bada ben, intervista alla Buongiorno, proporrò pene diversificate e una cascata di aggravanti, ci muoveremo in tempi brevi. Se volete capire di più di questo caso sul consenso libero attuale, pagina 5 del Corriere. Il patto è rispettato, il testo arriverà in aula a fine anno. Il ruolo delle donne. Sulla donna incombe la difficoltà di provare il dissenso e spesso finisce sotto accusa, capite la situazione? Il problema è che adesso hanno ribaltato completamente, siamo noi uomini che dobbiamo dimostrare che andava tutto bene. Come facciamo? Ma la domanda intelligente che mi ha fatto mia moglie è: come si faceva prima? E c'erano problemi per le donne, adesso sono per noi. Non si può fare una via di mezzo, dico io. Gli esperti in commissione saranno uditi esperti di altissimo livello che ci aiuteranno a trovare un equilibrio. Ok, paginone sul Corriere, giro ed eccola qua. Come godo, io godo. Cesare Zapperi intervista il presidente di Regione Lombardia. La Lega ha le persone migliori per sostituirmi in Lombardia. Allora, se non volete comprare il Corriere, vi posso capire, vi consiglio un giro al bar, un buon caffè, chiaro, conoscete il bar che lo fa ancora buono, che non sia troppo cinesato. Trovare un bar che non sia condotto da cinesi è quasi impossibile a Milano. Vi fermate lì e ci avrà il Corriere, Dio mio, non compreranno mica l'Unità anche al bar. La Lega ha le persone migliori per sostituirmi in Lombardia, intervista al presidente di Regione Lombardia Fontana. Un nome di Fratelli d'Italia? La scelta non deve basarsi sui numeri, ma sul radicamento. Ed eccolo qua, lo striscione, ve lo faccio vedere, lo striscione, eccolo qua. Pro Lega vicino al Pirellone, la Lega il Veneto ha indicato la via, ora alla Lega la Lombardia. Il Veneto ha indicato la via, ora alla Lega la Lombardia. Vai, il Veneto ha indicato la via, ora alla Lega la Lombardia. Yeah, dai, ce lo facciamo un rev, che entusiasmo in regia, state fermi un attimo, e quello c'ha il dito fasciato, e quell'altro c'ha... Dai, che ora ti ho ripreso, dai, ricantalo un po' per noi. No, basta, mi sono offeso, non lo faccio più. Cesare Zapperi, a pagina 13 del quotidiano. Capite che poi uno dice: ma che trasmissione fai? Sammy Varin, dopo quasi 50 anni di radio ancora non sei serio? E non ci riesco. Comunque ragazzi, paginone oggi con Fontana che fa capire come i numeri sì, però non sono tutto. E soprattutto io porto avanti il mio pensiero, questa cosa di appaiare un grande della politica, come è successo in Veneto, Luca Zaia, appaiato a un giovanissimo come Stefani, il più giovane presidente di regione, 33 anni, appaiare un grande a un giovanissimo, ma comunque molto bravo, esperto, che dà fiducia anche lui, ha fatto bene. Forse lo dovremmo fare anche in Lombardia e da altre parti, piuttosto che mettere sconosciuti. Forse lo dovremmo fare ancora prima a Milano, perché prima della Lombardia si vota a Milano. Io queste cose le trasmetto su una radio che
fa molto da collettore politico e spero che qualcuno mi ascolti e che magari porti avanti queste istanze. I nostri principi, i valori e le modalità di fare politica sono quelli che più intercettano l'anima dei lombardi, dei nordici in genere. Lo amiamo Attilio Fontana, mi viene voglia di mettere in onda La Padania, la canzone che Sammy Varin ha cantato tanti anni fa, La Padania della mia mamma. Come ci si sputtana fin da giovani, dici, no? Bene, comunque c'è tutto, c'è il ritratto, c'è qualunque cosa oggi sul Corriere, chiaro, dovete rubarlo al vicino di casa o al bar. La nota di Massimo Franco, un pareggio che agita soprattutto la maggioranza. Ma quale pareggio? Non c'è stato pareggio, abbiamo vinto alla stragrande in Veneto. E il sorpasso della Lega sul partito di Giorgia Meloni in Veneto complica le mire sulla Lombardia. È possibile che si tratti solo di un assestamento dei rapporti, d'altronde a sinistra il tema della candidatura a Palazzo Chigi è avvolto in un alone di ambiguità, alone, destinato a produrre tensioni crescenti tra PD e 5 Stelle, ma la sensazione è che nella maggioranza Fratelli d'Italia abbia perso una punta di sicurezza, e non solo quella, ha perso proprio voti, e Forza Italia e Lega invece si sentano meno deboli, e direi di no, soprattutto la Lega si sente forte. Ci sentiamo meglio oggi, dite la verità, come state? Scrivetemelo 34067096566. Ho capito, c'hai il dito fasciato, che piagnoni che siamo, e mandi un avvertimento alleati opposizioni. Il capo della Lega Salvini però si smarca sulla riforma elettorale, liquida la discussione come qualcosa che lo interessa men che meno, e la stessa freddezza si registra nel leader di Forza Italia, bla bla bla. Insomma, i risultati di Campania e Veneto hanno deluso Fratelli d'Italia e rianimato Capeon, Lega e Fratelli d'Italia, e complicano i giochi sul voto del Nord. Non li complicano mica, date a noi la Lombardia che ce l'abbiamo già e basta, scusa. Il Fatto Quotidiano, sempre meno elettori e sempre più assessori, casta continua, 3 regioni di destra moltiplicano i posti, solo noi, ma guarda. Priorità urgente, Stefani nel Veneto aumenta da 8 a 10 le poltrone, nelle Marche Acquaroli da 6 a 8 e Occhiuto in Calabria da 7 a 9. Sono dimenticati la Puglia? In Puglia non succede niente, Fatto Quotidiano? Va bene, ci arriviamo, certo, per fortuna ci sono anche altri giornali, certamente. Il Giornale, ad esempio, la sinistra dei furbetti. La bufera sui governatori Dem, e questa cosa non l'ha mica scritta il Fatto Quotidiano. Gianni in prefettura, in soccorso la sua vice, multata per un'infrazione, ne abbiamo parlato, era estate, quest'estate, è andata sulla striscia di emergenza perché aveva tanta fretta di andare a lavorare, e poi Gianni è arrivato sul posto addirittura, oh mamma mia. Ed Emiliano, chi fu costui? Chiede gli scatti di carriera anche se da 22 anni non fa il PM. Yeah! Emiliano pretende gli scatti di carriera, la richiesta del magistrato in aspettativa che vuole far valere gli anni da governatore. Quando lasciò la toga era alla 4ª valutazione, ora i suoi colleghi che hanno proseguito la carriera sono già al 7° scatto, poverino. Nel frattempo il presidente della Toscana Eugenio Giani è andato in soccorso della sua fedelissima Cristina Manetti, fermata dalla polizia stradale per aver imboccato la corsia d'emergenza a Sesto Fiorentino. Ma il riquadro più grande oggi sul Giornale è per Matteo Salvini. Caso Open Arms, la Cassazione sconfessa i PM anti-Salvini, e le norme sulla violenza sessuale, consenso, scontro sull'onere della prova. I rischi di ambiguità scuotono la maggioranza, la Lega pericolo di vendette.
Luigi Mascheroni, il suo Giù la maschera si intitola Femmine contro maschi ed è proprio quello, mamma mia, a cui stiamo arrivando. All'interno del giornale, consenso, legge già a gennaio, scontro sull'onere della prova. Si arrabbia l'ex presidente delle Camere Penali Gian Domenico Cagliazza. Nell'intervista sul giornale dice: siamo fuori dalla Costituzione, faremo sesso con il microfono. Che devo dire, questa cosa non l'ho mai provata, devo dire, sì, io ci ho fatto di tutto col microfono, lo ammetto. Ho fatto innamorare decine di ragazze e non solo ragazze. L'attuale mia moglie è una mia ascoltatrice. Ma cosa sto raccontando? I fatti miei! Ma si scherza, Cagliazza scherza, semplicemente dice si accetta l'impunità per l'omicidio ma non per lo stupro, ok? Abbiamo girato completamente la frittata. Faremo sesso con il microfono, nel senso che qualunque cosa si dica fa prova, ma nello stesso tempo se non si dice niente, forse è meglio anche con la telecamera. Dio mio, in che vita siamo caduti? Va bene, giro la pagina. Comunque è un paginone interessante, un'intervista interessantissima questa sul giornale con Gian Domenico Cagliazza, ex presidente delle Camere Penali, che si arrabbia. Dove vado? Ah sì, Open Arms, è minimo qua, eccolo qua. Si decide l'11 di dicembre, il PM scagiona il leghista per il mancato sbarco a Palermo del 2019. Dalla Cassazione assist a Salvini. Felice Manti oggi sul quotidiano Il Giornale, che si occupa anche degli affitti brevi, salva la prima casa, ma ora c'è il rischio di stangata. La cedolare ritorna al 21%, ma dal terzo immobile il reddito diventerà d'impresa. Interessante in taglio basso come cambia la busta paga di un dipendente con la nuova flat tax. È inutile che fate finta di niente voi comunisti o voi che non avete votato Lega. Grazie alla Lega da gennaio avrete qualche soldino in più in busta paga, dai premi di risultato alle mance dei camerieri e poi festivi e notturni, così la tassa piatta entra in manovra. E è una tassa piatta, appunto, e quindi ci sarà qualche soldino in più. Ma ne parleremo certamente più avanti. Sì, ora mi fermo, vado a farmi una camomilla e vi trasmetto tra poco il bellissimo pezzo di Villa Lenotti, Alessandro Villa, cantautore dalla Brianza, che con la sua piccola disabilità sa però regalarci grande musica. Tra pochi minuti arriva la sua nuova canzone che si intitola Davanti al fuoco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vortice ciclonico continua ad influenzare il tempo su parte dell'Italia, soprattutto al centro-sud. In mattinata ancora precipitazioni frequenti sul medio e basso versante adriatico, nonché su buona parte delle regioni meridionali, ampi spazi di sereno invece al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente rilevanti, neve sull'Appennino oltre i 700-800 metri, ventoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Cari amici, care eccete, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza né la qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie Alberto, l'olio bulvo è sempre a galla in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Come cowboy davanti al fuoco, siamo qui, la tenda è già piazzata là, il sole nascerà, parleremo di noi, è una bella sensazione. Con la chitarra è pronta una canzone. Siamo noi, quei 2 ragazzi che vedi in quella fotografia. Siamo solo un po' cresciuti e comunque sia. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, sembra migliore. Come cowboy davanti al fuoco, che senso di libertà, il fuoco ancora acceso, e forse anche per noi è giunto il momento della riappacificazione e comunque sia. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, sembra migliore. È la cosa migliore che possiate fare, cercare su YouTube questa bella canzone di Villa Lenotti, così si fanno chiamare questi 2 grandi artisti ormai, anche se non sono famosi a livello nazionale, ma per noi sono grandi. Villa Lenotti con lo zampino di Alessandro Villa, che è un artista brianzolo, scrive
Ha una piccola disabilità? Ma che ci frega, Alessandro, sei bravissimo e ci porti belle emozioni davanti al fuoco con Le notti che lo ha interpretata su YouTube, su tutti gli store digitali. Ma che si fa davanti al fuoco? E attenzione, perché se poi siete uomo e donna e magari ci scappa un bacino, ricordate, ci vuole il consenso. Dio mio, siamo qui su questo argomento e ci torniamo tra poco, e parlando di femminicidio. Per fortuna ci sono i vostri WhatsApp, quello di Marco: grazie Sammy, l'unica soluzione, naturalmente il male esiste e ci sarà fino all'arrivo di Cristo, che siamo qui che aspettiamo, ma arriva, il ritorno alla cultura cattolica, al rispetto dei comandamenti, alla famiglia naturale, dove i padri fanno i padri, le madri e la politica segue la legge morale naturale. Marco, dove c'è da votarti io ti voto assolutamente, ma anzi farò di più: alle 9, visto che è giovedì. Cosa arriva alle 9 di giovedì? Interrogo i nostri registi, lo sapete, la Christian Music. Alle 9 avremo una canzone di cultura cristiana e un'interpretazione stupenda, anche un po' variegata rispetto al solito, dell'Alleluia di Cohen da parte della Blumetti. Stupenda. Voi chiamate anche la musica celtica, i leghisti con le corna, eccetera, eccetera. Ragazzi, alle 9. Roba buona. Sì, WhatsApp al 340-6709-659. Sammy, il problema sono quasi esclusivamente gli immigrati di cultura e religione islamica. Il loro imprinting storico ci parla di tribalismo e arbitrarietà sultanica. Orca, non avevo mai sentita questa arbitrarietà sultanica. Noi, l'Occidente, siamo figli del diritto romano e della Magna Carta, e se vai più indietro nel tempo, come gli ebrei, nasciamo tutti da Salomone, dal suo senso di giustizia e di legge. Bravo Gianluca, siamo diversi, anche se le diversità sono bellissime, però poi ci vuole anche il rispetto, e questo è il problema. Questo è il problema. Giro sui quotidiani, i vostri WhatsApp chiaramente restano qua in frigo, li leggiamo più tardi, anche perché io sono in onda fino alle 9:30 e poi ritorno in onda alle 11. Il quotidiano Il Tempo ci dice una cosa che gli altri non dicono: e mo so Zaki vostri. No, ritorna Patrick Zaki. C'è un nuovo testimonial della sinistra che sposa l'islamismo, è lo studente Zaki, riportato dalla Meloni in Italia dall'Egitto, vi ricordate? Che non ha neanche ringraziato. Per ora tifa per la rete in cui nuotano anche i fondamentalismi. Che ora tifa per la rete in cui nuotano anche i fondamentalismi. PD, AVS, 5 Stelle al Viminale: non espellete l'imam di Torino. Cioè questi non vogliono che buttiamo fuori l'imam che ne ha dette e fatte appoggiate di tutti i colori. E mosso Zaki vostri, titola oggi Il Tempo, con l'editoriale di Cerno: l'Islam è la posta in gioco. Dem da viaggio, il tour Propal, Boldrini Orlando in Cisgiordania. Attenzione, alle 11 questa mattina parleremo con il deputato della Lega Davide Bergalmini di quello che è successo l'altro giorno a Bologna, signori. I Propal che hanno sfasciato tutto per una partita, e il sindaco di Bologna Lepore che vuole i soldi dal ministro dell'interno perché li abbiamo fatti giocare lì. Grande Lepore, lo amiamo, La festa di Fratelli d'Italia, Elli accetta l'invito ad Atreju, ogni anno la invitiamo, siamo bravi, noi di Fratelli d'Italia la amiamo la Schlein, ma solo se incontro Giorgia, cioè lei vuole il confronto proprio sul palco di Atreju con la Meloni, e fa bene perché è la sua ultima occasione. Poi arriva Gentiloni, sappiatelo. Preferite Prodi? Va bene anche Prodi, certo. Siamo sempre si scherza, lo sapete, siamo scherzosi oggi più degli altri giorni. Sempre sul quotidiano Il Tempo, la famiglia nel bosco, l'intervento di Nordio, pronto a esercitare i poteri
disciplinari. Entro all'interno, sì, c'è Roberto Arditti, Salis e l'elogio dei contrabbandieri. Se l'onorevole ignora gli italiani, stupenda anche questa, la Salis tu dici quale? Perché anche quell'altra non è da meno, con l'educazione sessuale ai bambini di 3 anni. Non saprei che Salis scegliere, la genovese o l'europarlamentare. Oggi veramente è una rassegna stampa potente, vi consiglio di condividerla sulla vostra pagina Facebook prima che ci blocchino tutto quanto qua. Sinistra in soccorso dell'imam espulso, PD, 5 Stelle, AVS chiedono a Piantedosi di salvarlo, gli islamici vanno in piazza. Il solito tour pro-pal della sinistra italiana, Boldrini e Orlando in Cisgiordania, e spunta Zaki, rispunta pure Zaki, che prova a intestarsi la campagna per l'imam. Dopo Albanese, il nuovo testimonial per la sinistra islamista è il ricercatore riportato dalla Meloni in Italia dall'Egitto, signori. Doppio paginone oggi sul quotidiano Il Tempo. Conelli che accetta l'invito ad Atreju solo col confronto con Giorgia, mi raccomando, e poi a difesa delle donne il rinvio del DL stupri a febbraio. Nordio e Salvini avvertono troppo spazio a interpretazioni, e me lo avete detto anche voi in diretta l'altro giorno, e scontro con le opposizioni sulla legge del consenso libero e attuale. La maggioranza non c'è alcun passo indietro, ma serve cautela. Nel testo attuale è l'imputato che doveva dimostrare la propria innocenza, ma così si inverte l'onere della prova. L'editoriale di scusate, ho detto di, ma non mi viene fuori di chi è, ve lo dico tra poco. Ecco, Francesca Albergotti, una legge che rischiava il grottesco. Capite che qualunque sia il vostro pensiero, in questi casi è importantissimo farsi avanti e non stare zitti. Che cosa vuol dire non stare zitti? Vuol dire, ad esempio, fare un messaggio, fare un WhatsApp al nostro numero, al 34067090659, fare capire che ci siete, vuol dire no, non mi arrendo, non sto zitto, non voglio stare zitto, e perché molte volte poi le cose si cambiano, basta volerlo. Così il quotidiano Il Tempo e naturalmente così la nostra rassegna stampa, che si diversifica da qualunque altra rassegna stampa proprio perché diamo tantissimo spazio a tutti voi, non solo, anche ai parlamentari che portano avanti molto spesso il vostro stesso pensiero arrivato qui a Radio Libertà. E allora andiamo in Parlamento. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi all'onorevole della Lega, la deputata Ingrid Bisa. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano. Ah, siamo in tanti e devo dire abbiamo portato veramente il pensiero di centinaia, migliaia di ascoltatori. L'abbiamo portato addirittura in Parlamento e si stanno muovendo tante proposte, tante leggi appunto diventano leggi, e sono cose che erano venute fuori anche nei mesi scorsi, negli anni scorsi, soprattutto su questa emittente. Partiamo dal femminicidio, che proprio questa settimana è diventato un reato autonomo. Quindi, al di là delle polemiche, ci sono chiaramente anche oggi su tutti i quotidiani sul DDL consenso libero e attuale, invertire l'onere della prova, sì, no, cosa è successo? Ma l'altro successo, perché anche questo è un successo, va aggiustato, ma l'altro successo di questa settimana è proprio che il femminicidio è diventato un reato autonomo. Che cosa significa, Ingrid, questo? Perché c'è stato bisogno di distinguerlo da altre categorie di reato?
Sì, devo dire che il disegno di legge in materia di femminicidio è stato veramente un grande traguardo che abbiamo votato alla Camera questa settimana e che è diventato appunto legge. Adesso è il tempo, insomma, della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. È stato necessario inserirlo come reato autonomo, l'ho detto anche, insomma, in dichiarazione di voto, perché era necessario individuare tutte quelle condotte fondate su odio, discriminazione, controllo, possesso, la punizione del rifiuto, la limitazione della libertà, che in questi anni abbiamo visto essere condotte che portavano appunto all'omicidio di una donna. E è proprio appunto questo il fulcro, perché è un provvedimento molto corposo, perché parliamo veramente di 14 articoli che spaziano a livello di diritto sostanziale, diritto procedurale, civile e penale, però il fulcro della norma è proprio l'inserimento di questo reato autonomo, perché fino adesso era ricompreso il femminicidio, diciamo, all'interno dell'omicidio con tutte le aggravanti, però si è ritenuto appunto l'individuazione di condotte specifiche, perché c'è proprio l'odio nei confronti della donna che porta appunto a spingere un uomo ad uccidere una donna e quindi a creare quel reato di femminicidio. Quindi il legislatore questa volta veramente ha fatto un grande passo avanti. È una norma voluta tantissimo anche dalla Presidente della Commissione Giustizia del Senato, l'avvocato Giulia Bongiorno, che da sempre si batte per tutelare appunto le donne, e quindi devo dire veramente che è stata una bella pagina, anche perché c'è stato insomma un voto all'unanimità da parte del Parlamento, della Camera dei Deputati. Quindi possiamo essere soddisfatti che si riesce a trovare la quadra sugli argomenti importanti. Adesso sarà da limare questo DDL consenso libero e attuale. C'è stata anche qui l'unanimità e effettivamente ce n'è bisogno, perché poi in sede processuale, voi non avete forse mai assistito a un processo in questi casi, ma la donna veniva tempestata di telefonate, quello prima, di domande pazzesche a cui era quasi impossibile rispondere. Adesso si inverte l'onere della prova e quindi un freno a mano tirato, dicevo prima Ingrid, anche dai nostri ascoltatori nel giorno stesso dell'approvazione, insomma. Ci eravamo accorti che c'era qualcosa di strano, a parte gli scherzi dicendo è una cosa che parte dalla Boldrini e sai, se a un leghista gli dici che è una roba che propone la Boldrini vuol dire oh cavolo, e invece no, perché magari si propongono giustamente delle cose che ci vogliono in quel momento. Ancora da aggiustare il DDL consenso, che deve essere libero e attuale, ma non è semplice tutto questo, bisogna limare, e Salvini ha detto che c'è il pericolo che si creino interpretazioni e anche vendette. Ingrid. Ma è giusto, cioè c'è comunque l'autonomia da parte delle Camere, delle due Camere, quindi delle commissioni, insomma anche la Presidente insomma Giulia Bongiorno nelle dichiarazioni che si leggono insomma sui quotidiani questa mattina ha detto che comunque il provvedimento avrà una sua celerità, ci saranno comunque delle audizioni tecniche in modo tale che dei tecnici possano portare insomma dei contributi puramente tecnici e non di bandiera politica, e poi ci sarà insomma l'approdo in aula a febbraio. È comunque insomma l'attuale articolo di violenza sessuale sotto certi aspetti è obsoleto, perché comunque è già superato dalla Corte, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, quindi insomma credo che anche lì si troverà sicuramente il punto di equilibrio tra tutti i partiti, perché comunque sono norme importanti che il nostro ordinamento aspetta, le donne aspettano. E noi certamente ci daremo da fare su questo fronte. Ingrid Bisa, deputata della Lega, grazie per questa chiacchierata. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Qui
Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che ritorna in onda con la rassegna stampa, tra virgolette, perché lo sapete la nostra è molto molto speciale, addirittura così speciale che dopo le 9 cercheremo di parlare di scie chimiche, signori, cosa da nulla. Ne ha parlato il Corriere, solo per questo ne voglio parlare anch'io, perché io sono uno che fa la rassegna stampa. Se non parlano i giornali, chissà come mai, di scie chimiche, ma soprattutto di geoingegneria, e io non ne parlo. Ma se ne parlano, e allora ne voglio parlare. Alle 9 vi intervisto Roberto Nuzzo, ok? Sempre che riusciamo a trovarlo, se lo troviamo, speriamo. Ritorno sul quotidiano Il Tempo, signori, piccola polemicuzza ancora di quest'estate che riguarda la neoassessora alla felicità. Felicità, così Gianni soccorse la fedelissima. E l'assessora alla felicità, Cristina Manetti, era stata multata in autostrada dalla polizia perché girava tranquillamente sulla striscia d'emergenza. Fratelli d'Italia dice il classico non sa chi sono io. Il Viminale risponde all'interrogazione di Laporta su Cristina Manetti. Pare che il governatore Gianni della Toscana la raggiunse in autostrada e l'accompagnò dal prefetto. Gianni come giustifica di essere andato di persona in sostegno a Manetti beccata a fare la furbetta in corsia d'emergenza? Se ne volete sapere di più c'è Cristian Campigli oggi sul quotidiano Il Tempo. E vi dico la verità, anche su Repubblica, che sembra incredibile, dice Repubblica, e vabbè, guarda, ti porto subito a pagina 8, eccola qua, multa alla capostaff di Gianni e lui l'accompagna dal prefetto. Cioè ragazzi, sembra di leggere La Verità o appunto Il Tempo, altre. Nel giorno della rielezione il presidente della Toscana si interessa del verbale della polizia stradale a Manetti, poi nominata in giunta. Il caso, oggi Ernesto Ferrara ne parla, ma poi lo faranno lavorare ancora. Ernesto, vieni qui a Radio Libertà se ti licenziano. E sto scherzando. A pagina 8 del quotidiano Repubblica si parla di questa cosetta che ha dato molto fastidio al PD e una figura, che figura di me, da parte di Gianni. Il titolo principale su Repubblica è comunque Schlein che sfida Meloni al confronto, l'invito ad Atreju, dico sì ma solo con lei. Intanto il governo rilancia il premierato. Attacco contro i soldati, Trump blinda Washington, ma soprattutto il paginone subito a pagina 2 di Repubblica. Vai Schlein. Atreju, Fratelli d'Italia invita la Schlein, accetto solo se farò il confronto con Meloni. E Tommaso Ciriaco che scrive: Giorgia adesso è tentata dalla sfida sul palco di casa, non vuole apparire in fuga. Cioè hanno girato la frittata praticamente, cioè era la Schlein che appariva in fuga e deve in tutti i modi cercare di apparire ancora, e andiamo sul palco di Atreju, visto che su quello del PD non è che ci faccia bella figura, proviamo lì. E comunque ragazzi, notiziona, chiaramente notiziona. Giro la pagina, sono pericolosamente all'interno del quotidiano Repubblica, doppio blitz della destra, vai blitz, doppio blitz. Legge elettorale premierato nel 2026. È lui, Pucciarelli. E dai, Fratelli d'Italia spinge per la riforma e il cambio al sistema di voto. La Russa, ci sono i tempi. Fazzolari, usare il modello delle regioni, ma naturalmente il no del PD, che non vuole vincere le elezioni, vuole semplicemente creare ingovernabilità. L'oro di Banca Italia allo Stato. L'emendamento di Fratelli d'Italia sopravvive alla tagliola, e questa è un'altra notizia del giorno, signori. Saltano 105 modifiche volute dai partiti, dalla vendita delle quote del MES alla responsabilità diretta dei medici, ma l'oro di Banca Italia allo Stato rimane, anche se, scrive Filippo Santelli sempre su Repubblica, la BCE è pronta a opporsi alla norma.
Giro ancora su Repubblica, Conte rinvia l'alleanza, il PD evita frizioni, AVS subito al lavoro, se vi interessano le beghe di sinistra, ma a me interessa la pagina dopo. Fontana, intervista al presidente Attilio Fontana, leghista governatore della Lombardia, al secondo mandato. La Lombardia deve restare alla Lega, al voto andremo nel 2028. Intervista da Attilio Fontana oggi a pagina 11 di Repubblica. Lo dovrete comprare. Alessandra Corica, per le regionali servono persone apprezzate dalla gente al di là del numero di voti dei singoli partiti. Ragazzi, ve la leggerei tutta quanta, non ce la faccio. Intanto Zaia è arrivato al Quirinale, dici di già, Mattarella riferimento morale e istituzionale, poi faccia a faccia con Salvini, nel senso che ha avuto un colloquio con il presidente. E poi c'è Vendola, ragazzi, con Vendola, allora eravamo tutti piuttosto scandalizzati del suo ritorno in politica, adesso siamo scandalizzati che non è stato eletto, ragazzi, adesso non fate gli ipocriti, che un po' vi dispiace. Perso per un soffio, la lista De Caro ci ha penalizzato. Intervista di Giuliano Foschini al grande Nichi Vendola. E la prima parola, la prima frase, la prima domanda. Nichi Vendola, come sta? E qui mi fermo, ma potete immaginare il tenore dell'intervento. Siamo su Repubblica. Lite sul consenso antistupro. Salvini, si rischiano vendette. Il PD, stereotipi maschilisti. Ma soprattutto la Boldrini. E la Boldrini è intervistata su Repubblica. Rinnegano i patti solo per calcoli politici e a rimetterci sono le donne. E Boldrini, io non lo so, ma ti giuro, se ti ascolti il podcast sul sito della nostra Radio Libertà, sezione podcast, c'è la trasmissione anche di venerdì e quelle del weekend. Cioè abbiamo ricevuto centinaia di messaggi dicendo cosa sta succedendo, state girando completamente la frittata, sarà solo e sempre colpa di noi uomini, e se c'è qualche vendetta in corso non se ne potrà accorgere più nessuno? Quando la deputata PD Laura Boldrini risponde al telefono, Matteo Salvini ha appena detto su Radio 24 che la legge Boldrini va cambiata. La diretta interessata, prima firmataria del disegno di legge votato alla Camera anche dai partiti di maggioranza, è allibita dallo stop di martedì sancito dalla Commissione di Palazzo Madama. La Lega si è voluta prendere una rivincita nei confronti della Premier sulla pelle delle donne, capito? È una rivincita verso la Premier. Questa non mi era arrivata veramente. Signori, la Lega, Salvini ha detto che fino a martedì non sapeva nulla di questa legge che potrebbe provocare vendette da parte delle donne. Lei però con i deputati leghisti ha lavorato, come se lo spiega? La Lega alla Camera ha fatto degli emendamenti, alcuni erano anche condivisibili. Questo dietrofront così netto è subentrato dopo al Senato, all'indomani del voto delle regionali. Quello che è accaduto fa pensare a uno sgambetto interno. Eccola la Boldrini che non ascolta Radio Libertà, che non ascolta quello che ci avete detto. E vabbè, vado ancora su Repubblica perché ragazzi, fa le pulci anche ad Emiliano. Repubblica, dopo 20 anni Emiliano chiede di tornare magistrato con l'aumento di stipendio, denuncia su Repubblica Chiara Spagnolo. Dal 2003 fuori ruolo, ha presentato domanda per rientrare tra le toghe con gli stessi scatti dei colleghi. Furbetto. Non lo chiama furbetto Repubblica, questo ci pensa qualche giornale di destra. La famiglia nel bosco, Nordio avverte, pronto a esercitare i miei poteri, ma soprattutto l'intervista al legale. L'avvocato della coppia che ha rimesso il mandato a causa di divergenze di vedute hanno respinto tutte le offerte di aiuto. Dicono no a qualsiasi soluzione, mi spiace ma io mollo. Intervista di Corrado Zunino oggi a pagina 29 di Repubblica all'ormai ex avvocato. Nathan e Catherine, per riavere la potestà genitoriale, devono smussare gli angoli. Ci sono state delle ingerenze esterne, è venuta a mancare la fiducia tra di noi, dice l'ex avvocato, e qualcosa di strano questa famiglia ce l'ha.
ce l'ha di più forse lo Stato che ha mandato gli sgherri a portargli via i figli? Ditemelo con un WhatsApp al 340 6709 659, ma ditemelo dopo, perché adesso arriva la Christian Music, musica che ci ispira alla fede e anche al Natale, con una versione stupenda dell'Alleluia di Leonard Cohen da parte di Deborah Blumetti. Lo vuoi subito il saluto? Mi metti un jingle? C'è il jingle e poi arriva il saluto per voi di Deborah Blumetti. In Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo. Ciao a tutti amici ascoltatori. Quella che state per ascoltare è una versione inedita del brano Alleluia, un classico che esplora desiderio, introspezione e sentimenti universali. È rivisitata in chiave celtica con melodie avvolgenti e suggestive per farvi vivere ogni nota. Io spero che vi piaccia e vi mando un grandissimo saluto. I hear the walls a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Alleluia, 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 Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew hallelujah. Hallelujah, Una bellissima atmosfera, il giovedì alle 9 c'è sempre un pezzo di Christian Music, ma oggi qualcosa di più, anche perché ci avviciniamo al Natale ed è uscita da pochissimo questa particolare versione di Deborah Blumetti, Alleluia, in versione celtica. Leonard Cohen, insieme alle sonorità epiche e avvolgenti della musica celtica. Trovate questo pezzo facilmente su YouTube o anche sugli store digitali cercando
Deborah Blumetti. 5 minuti dopo le 9 del mattino, ancora il buongiorno da Sammy Varino. Un piacere stare in vostra compagnia. La nostra rassegna stampa è molto spesso una controrassegna stampa. Non potevo far finta di niente, ma anche sui giornaloni si comincia a parlare, devo dirvi la verità, il Corriere non è la prima volta che ne parla, di geoingegneria. Che cosa mai sarà? Se ne parla fin dal 2022 di geoingegneria sul Corriere, ma non c'è mai nessuna eco su queste argomentazioni, viene tutto messo a tacere. L'anno scorso, ricordando ad esempio l'alluvione di Valencia, se ne parlò, e quest'anno 3-4 articoli su questo argomento, la geoingegneria, e noi aggiungiamo anche le scie chimiche, signori, che molte volte mi avete segnalato, voi gomblottisti, ma anche persone tra virgolette normali, parlo un po' vannacciamente, che stranezza queste scie chimiche, che cosa sono, faranno male? Quello che ci domandiamo è perché i grossi e grassi mass media non ne parlano mai. Bene, oggi ho deciso di parlarne, solo un assaggino, ma perché il mio lavoro è mettervi il dubbio. Grazie per essere con noi al maresciallo in congedo dell'Aeronautica Militare, Roberto Nuzzo. Buongiorno Roberto. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Sono io che ringrazio te, ci diamo del tu, io do del tu veramente a tutti, è una vergogna, me ne scuso subito. Roberto, grazie perché ti ho scritto ieri sera e sei stato gentile a regalarci qualche minuto questa mattina. D'altronde, lo inquadriamo qua, signori, a parte tutta la pubblicità che ci compare su internet, c'è l'articolo sul Corriere della Sera. Una startup israeliana vuole oscurare il sole per invertire il riscaldamento globale, ma il progetto segreto, scrive il Corriere, allarma gli scienziati. L'azienda intende brevettare l'esclusivo sistema di geoingegneria solare e i test sono in programma in primavera. I pericoli della mancanza di regole globali. E giustamente tu, Roberto Nuzzo, lo hai scritto dicendo: anche i giornaloni cominciano a parlarne, anche se ti dico la verità, il Corriere ogni tanto fa uscire qualche cosa, e forse uno dei pochissimi giornaloni che ogni tanto tira fuori, ma la chiama geoingegneria, e in effetti in queste righe si cerca anche di smitizzare la situazione. La geoingegneria è una cosa, le scie chimiche, quelle scie che vediamo degli aerei, sono un'altra cosa. Ma qua mi fermo, Roberto, spiegaci un attimo che cosa sta succedendo. Ti do 10 minuti tutti per te. Roberto Nuzzo. Grazie, cerchiamo di condensare in 10 minuti le informazioni più importanti da dare ai nostri ascoltatori. Dunque, il giornale che ha pubblicato questa notizia ha omesso delle verità. Cioè ha detto delle verità ma qualcosa l'ha omessa, e l'omissione dove sta? Che non è una sperimentazione che avverrà in primavera, ma è un'attività vera e propria che va avanti da decenni, e questo lo si evince dai numerosi documenti in nostro possesso. Dico nostro perché tutto ciò che io ho acquisito l'ho acquisito dalla rete. Pertanto basterebbe citare i documenti della CIA, i report dei segretati, che io sarò lieto di fornirle se qualcuno volesse avere contezza e apprendere da sé ciò che io sto per dire. I documenti della CIA narrano di una corsa al controllo del tempo meteorologico già alla fine degli anni 50 per quanto riguarda il cloud seeding, che significa far piovere, non far piovere, dissipare la nebbia, ma anche creare la nebbia, la neve stessa artificiale, quella è geoingegneria, e c'è un brevetto peraltro di un paio d'anni fa che prevede anche la creazione della grandine, e questo è un aspetto della geoingegneria. Poi c'è l'altro aspetto, che vengono citate volgarmente scie chimiche, che è l'ingegneria climatica riguardante l'oscuramento del sole. E proprio stamattina ho pubblicato una notizia di 4 anni fa del The Guardian che dice che oramai è inevitabile
procedere all'oscuramento del Sole, perché oramai la Terra si sta surriscaldando così tanto che è necessario intervenire, perché l'uomo con l'attività umana starebbe creando il riscaldamento climatico. Qui si aprirebbe un'altra importante pagina su questo presunto riscaldamento, perché in realtà stiamo andando verso un'era glaciale, e lo dicono anche loro. Già a metà ottobre diversi giornali del mainstream hanno detto che purtroppo si andrà verso l'era glaciale, secondo la loro teoria a causa del riscaldamento, ma secondo fonti scientifiche a causa dell'attività solare, che è ciclico. Il Sole, diciamo, ha questo tipo di influenza sulla Terra per quanto riguarda glaciazioni e deglaciazioni, e nell'arco della storia che noi riusciamo a ricostruire ce ne saranno state almeno 9, e quindi negli ultimi 100 anni l'uomo non può aver causato il riscaldamento che si vuole addebitare. E tutto questo è, diciamo, funzionale a cosa? A delle azioni politiche per la sottrazione delle libertà. Basti pensare alle case green, città in 15 minuti, la limitazione dei chilometri alle macchine, le quote carbonio, tutto il resto, insomma, inerente a che cosa? A sottrarci delle libertà col pretesto del riscaldamento climatico. E la geoingegneria rientra anche in questa logica, perché come ho già detto è diviso in due branche: una è il cloud seeding, il controllo del meteo, e l'altro solar radiation management, gestione della radiazione solare, e quella appunto che vediamo che oscurano il Sole. E ce la fanno passare, come appunto dice il Corriere della Sera giusto ieri, che bisogna oscurare il Sole per raffreddare il pianeta. E abbiamo numerosi documenti che ci attestano che questa attività va in corso, è in atto da decenni. E una cosa importantissima che voglio dire prima che scada il tempo è che l'Unione Europea è coinvolta mani e piedi fino ai capelli nell'attività di geoingegneria, poiché con i progetti Geni ed Eutrace nel programma Horizon Europe ha stanziato 95 miliardi di euro per quanto riguarda l'attività di geoingegneria negli anni 2021-2026, e saranno implementati a 195 miliardi di lire dal 2027 al 2034. E questo lo dice un giornale tedesco di cui ne ho parlato anche il TG di Telecolor. Quindi il Corriere della Sera ha detto mezze verità e delle omissioni. L'attività di geoingegneria è in atto in Italia almeno da 25 anni, da quando c'è stato l'accordo Berlusconi-Bush, il famigerato accordo bilaterale sulla gestione dei cambiamenti climatici. Senti, l'ultima domanda è che i nostri ascoltatori hanno a cuore, perché io ci scherzo su gomblottisti e non gomblottisti, eccetera, ma ci sono giorni che mi arrivano decine di fotografie del cielo e di queste scie chimiche. Ma geoingegneria e scie chimiche sono la stessa cosa? Queste scie chimiche sono effettivamente pericolose, come dice una certa rete, oppure sono sempre le solite scie di condensa che vediamo fin dagli anni 50? Ce le fanno passare come scie di condensa, ma non sono scie di condensa, sono scie chimiche volgarmente chiamate, che fanno parte dell'ingegneria climatica o geoingegneria, come la vogliamo chiamare, perché è diventata una scienza a tutti gli effetti purtroppo negativa, e in loro non nanoparticelle. Quando si parla di nanoparticelle bisogna sapere che esse hanno una dimensione compresa tra 1 e 100 nanometri, ove un nanometro è 1/1000 di metro. Tanto per intenderci, è la diminuzione delle molecole a livello di batteri. Pensate che la loro ridotta dimensione conferisce loro la proprietà che le rende utili in vari campi come la biomedicina, l'elettronica e l'ottica. Il particolato che viene irrorato può essere composto con la combinazione appunto di questi elementi che io le sto per citare, e sono ossidi di ferro, magnesio, zinco, rame, molibdeno, manganese, cobalto, boro, selenio, alluminio, vanadio, cromo, nichel, toro,
litio, ioduro d'argento, silice, grafene, titanio, ma anche carbonato di calcio, anidride solforosa, acido solforico, biocidi, azoto, polvere di diamante, antibiotici, Bacteriopsidonis syringae, idossido di sodio e carbonio nero. Il carbonio nero è lo scappamento delle macchine, tanto per intenderci. Quindi ci dorano con tutta questa roba col pretesto di riflettere i raggi solari. Ma secondo me lo scopo dietro è tutt'altro, perché se volessero veramente imitare il vulcano Pinatubo, dove nel 91 abbassò la temperatura terrestre, si dice, di mezzo grado, avrebbero potuto irrorare solo dello zolfo, perché è quello che ha eruttato il vulcano, non tutte queste nanoparticelle che una volta irrorate queste vanno a finire ovunque nella falda acquifere, su ciò che con cui ci alimentiamo, e sono talmente piccole che vanno a intaccare il nostro DNA e quindi scatenano malattie, tumori e quant'altro. Tutto questo ovviamente documentato, ampiamente esplicitato al CG di Telecolor, e tutta la documentazione è a vostra disposizione. Se lei la vuole, me la chiede, mi dà una mail, io le invio tutto quanto di quello di cui le ha bisogno. E sicuramente... Una cosa in chiusura, sì, voglio dire che negli Stati Uniti 7 stati hanno già vietato la geoingegneria, di cui la Florida se n'è fatta capofila, addirittura prevedendo l'arresto fino a 5 anni di reclusione, e si sta discutendo del divieto in altri 27 stati. Dulcis in fundo, a luglio la deputata Marjorie Taylor Greene ha depositato una proposta di legge per il divieto a livello federale su tutti gli Stati Uniti. Quindi mentre negli Stati Uniti si sta vietando, noi qui in Italia siamo ancora al complottismo, siamo ancora alle scie di Condensa, siamo ancora al negazionismo di questo crimine contro l'umanità, perché di questo si tratta. E visto che la nostra radio fa anche da quotidiano collegamento con la politica, che noi speriamo sia sempre buona politica, direi che qualcuno forse ci sta ascoltando ed è il caso di parlarne, anche perché, lo ripeto, lo ha scritto ieri il Corriere della Sera, anche se è passato inosservato. Guardi, visto che c'è qualcuno che ci sta ascoltando, mi lasci dire questo. A giugno 2024 14.000 italiani hanno firmato una petizione ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione per sollecitare lo Stato, il governo, al rispetto degli impegni internazionali intrapresi in sede ONU 2010-2016, dove ha aderito alla richiesta di moratoria delle Nazioni Unite sull'attività di geoingegneria. L'Italia ha detto sì a parole, ma nei fatti sta facendo tutt'altro. E questa raccolta di firme è stata depositata a metà giugno 2024 presso l'8ª commissione del Senato, passando dal Presidente del Senato, dove sta in attesa di essere portata in aula per la discussione, per la votazione, se il Parlamento ritiene che l'Italia debba attenersi agli impegni presi a livello internazionale in sede ONU, quindi porre la moratoria, quindi mettere fine a questa porcata che si consuma sui nostri cieli, oppure dire no, noi non aderiamo alla moratoria e quindi continuiamo con la geoingegneria. Ci devono far sapere come la pensano, non possono ignorare più il problema. Grazie. Perché questo è un crimine contro l'umanità, lo ripeto. Grazie a Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare in congedo. Grazie Roberto, buon lavoro, restiamo in contatto. Grazie e buon proseguimento, grazie a voi. Grazie a voi ascoltatori che ci avete segnalato questa pagina del Corriere di ieri, si trova ancora su internet, la startup israeliana che vuole oscurare il sole per invertire il riscaldamento globale. Si parla di geoingegneria, ma non soltanto. Parliamo di nuovo di rassegna stampa, ragazzi, in ritardo come pochi, però ve l'avevo promesso che facevamo questa cosa, visto che si aspettava che un giornalone ne parlasse. Il Corriere ha parlato di geoingegneria e di scie chimiche, allora ne abbiamo parlato anche noi. Siamo di nuovo sul quotidiano Repubblica, sanità, tutte le attese per le urgenze.
al sud mezz'ora per un'ambulanza, ragazzi, questa è una cosa vergognosa, e certamente mezz'ora per un'ambulanza vuol dire che effettivamente tu non ci arrivi vivo dove devi arrivare, e questa è decisamente una vergogna. E sì, sto ritrovando il sito perché nel frattempo ci avete riempito di WhatsApp al 340 6709 659 e chiaramente chi ci avesse acceso in ritardo e vuole riascoltare l'intervista con Roberto Nuzzo la trovate tra qualche minuto nel podcast sul sito radiolibertà.net, ma anche sulla pagina Facebook di Radio Libertà e di Lega Salvini Premier. Dicevamo, il quotidiano Repubblica, ci ritorno un attimino per completare il nostro pericolosissimo giro, vi ricordo l'intervista a Fontana, paginone sulla Lega e su Fontana, anche su Nichi Vendola, l'intervista con la Boldrini, ma sicuramente, perché no, e poi la neve d'oro, signori. Eh sì, è arrivata la neve e si stanno per riaprire, molte piste sono già aperte, si riparte in pista con il casco, mi raccomando, perché se vi beccano senza casco e sono cavoli. Neve d'oro, si riparte in pista con il casco, numero chiuso e rincari, scrive Repubblica con Giampaolo Visetti. Da domani al via la stagione, debuttano le nuove misure per la sicurezza, ma salgono i prezzi. In 4 anni lo ski pass è aumentato del 40%, ragazzi. Cervini a 58,50 €, la Tuile 58, Courmayeur 69, Cervini a 63, Livigno 72 € lo ski pass, Bormio 60, Madonna di Campiglio 85, ragazzi miei, ma mi viene da piangere, io volevo fare solo 2 giri, anche perché cado subito, basta. Stupri, lo sgambetto di Salvini, titola quest'oggi il quotidiano La Stampa, che poi si vendica. Attenzione, su Salvini c'è il buongiorno di Mattia Feltri. Qui capite che cosa vuol dire, quando la Lega fa la Lega gli saltano tutti addosso, e ci piace moltissimo la Lega che fa la Lega, che ascolta le voci della gente. E poi c'è la maglietta, scrive Mattia Feltri. Matteo Salvini, intervistato da Repubblica, alla domanda su che pensi di Putin, a cui aveva già risposto di volerlo come presidente del Consiglio, marzo 14, di ritenerlo un alleato contro il terrorismo, febbraio 2015, un leader con le idee chiare per una società ordinata, pulita e armonica, marzo 15, una delle persone con le idee più chiare al mondo, aprile 2015, con Marine Le Pen, uno dei migliori statisti in circolazione, dicembre 15, di ammirarlo Putin per le idee chiare, la fermezza, il coraggio, l'interventismo, una visione della società che condivido, dicembre 15, di considerare... Va avanti così tutto il buongiorno di Mattia Feltri. Cosa pensa Matteo Salvini di Putin, l'intervista che ha fatto ieri a Repubblica. Santa polenta, giro la pagina 2 e mi ritrovo il DDL sul consenso civile, Salvini che dice rischio vendette e le opposizioni che insorgono. La tensione, Palazzo Chigi Lega, l'ombra delle trame tra alleati, ragazzi, pagina 2, pagina 3, la Repubblica, no scusa, questa è La Stampa, ma La Stampa ci ama. Per fortuna che si parla di sanità, pagina 11, migliori e peggiori, il rapporto Agenas su ASL e ospedali. A fare la differenza nelle cure è la cattiva o buona organizzazione. Fondi e medici pesano meno. Paginone quest'oggi sul quotidiano La Stampa, sanità migliori e peggiori. A Padova tempi record per la protesi, a Cagliari i risultati peggiori, eppure c'è più personale. Se vi interessa direi di sì. I genitori nel bosco, la famiglia del bosco è sempre più sola, sono contrari a tutti, rifiutano l'aiuto, dice il suo ex ormai avvocato. Il commento di Elena Löwenthal: se i genitori dimenticano la responsabilità. L'argomento prosegue chiaramente sul quotidiano La Stampa e su tutti
ma dico tutti i quotidiani di quest'oggi. Libero, l'intervista con Giovan Battista Fazzolari, premier, voto, riforme, ecco cosa succede ora. Il sottosegretario di Palazzo Chigi racconta il programma fino alla fine della legislatura. La legge elettorale sarà adattata al premierato. Oggi sul Libero Mario Secchi intervista Giovan Battista Fazzolari. La patente ritirata alla fedelissima e l'intervento, assessore preso in corsia d'emergenza, Fratelli d'Italia che dice Giani fece pressioni sul prefetto. Ma soprattutto, signori, entro subito all'interno del quotidiano Libero, ecco i 2 paginoni con l'intervista a Fazzolari. Al paese serve stabilità, avanti con il premierato, l'ipocrisia della sinistra ci aiuta a governare, ma nella pagina successiva si parla di legge di bilancio, lo stop a 105 emendamenti, l'intesa nella maggioranza, affitti brevi, niente aumenti, e girando ancora, signori, sul quotidiano Libero troviamo Schlein che andrà da Treius al confronto con Meloni, e dal Veneto alla Puglia la Lega sale ancora. Dopo l'exploit alle regionali, Salvini dice avanti così, e in Lombardia uno striscione rivendica la presenza delle regioni per il Carroccio. Dopo aver contato i voti è arrivato il tempo di analizzarli, scrive sul Libero Fabio Rubini. La Lega lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il segretario federale del Carroccio e uno dei suoi vice, Durigon. Abbiamo vinto in una realtà dinamica e produttiva, esigenze come il Veneto, dove abbiamo quasi triplicato i voti, e quindi vuol dire che sei credibile, sei serio, sei affidabile. E se a questo uniamo la crescita della Campania e della Puglia, vuol dire che il dato è uniforme da nord a sud, aggiunge Salvini. In queste competizioni i cittadini ci hanno dato ragione, è un ottimo risultato. Paginone quest'oggi sul quotidiano Libero, che avete capito è uno dei papabili da acquistare, anche perché parla dell'assessore toscano beccata in corsia d'emergenza, e Fratelli d'Italia, come osa dirlo, Giani l'ha aiutata. Giro di nuovo la pagina e pronti via. Mamdami, si aumenta subito lo stipendio, il nuovo idolo della sinistra a stelle e strisce, il sindaco di New York è pronto ad alzare il salario dei consiglieri comunali del 16%, guadagnerà $300.000. La famiglia nel bosco, mollata dall'avvocato, rifiutano casa e progetto. Oggi sul Libero c'è non un paginone, 2 paginoni con tutte le foto. Si fa il giro nella casa nel bosco, si fa vedere come vivevano questi, e ricordate, ragazzi miei, la verità sta nel mezzo, e effettivamente stiamo scoprendo tante cose che ci fanno capire, che ci fanno pensare. Qual è la vita migliore? Punto di domanda, una via de mes? Che ne dite? Fatemi un WhatsApp 340 6709 659, perché li stiamo accumulando, sono tantissimi e voi siete fortissimi, e subito dopo le ore 11 avremo modo di leggerli, di fare il punto della situazione di questa mattina, ma soprattutto avremo altri ospiti. Parleremo alle ore 11 di violenza, ancora una volta quelli che menano se non la pensi come loro, ancora violenti che si scontrano con i poliziotti, feriti. Questa volta volevano arrivare al palazzetto dove giocava la squadra israeliana a Bologna, è successo l'altro giorno, ma ancora oggi se ne parla perché il sindaco di Bologna, il PD non lepore, ha chiesto i danni al governo perché lui aveva domandato di spostarlo da altre parti questo evento, già, e ovunque lo mettessi succedevano casini. Ne parleremo alle 11 con Davide Bergamini, ma poi avremo anche una canzone indipendente bellissima che si intitola Requiem, ma non è per niente un requiem, ragazzi, è una lotta con noi stessi, con il tempo che passa, che facciamo ogni giorno, insieme a un artista che conosciamo oggi, la conosceremo alle 11:10, che si chiama
Ava, A-V-A, Laura Avallone. Ma ora mi fermo, certo, perché c'è l'editoriale del nostro direttore Sallusti e ricordate poi più avanti in tarda mattinata, oggi è giovedì, e ritorna la nuova trasmissione di Francesco Borgonovo, La Cittadella, assolutamente da non perdere. Avete ascoltato la rassegna stampa.